messa come è stata impostata, che tutti i 6 giorni queste persone dovrebbero andare all'interno di street food, può essere che tanti vadano, può essere che tanti non vadano, però in quel periodo di tempo Carle ha dei numeri altissimi di presenze turistiche e già lo scorso anno non c'è stata questa problematica nel mese di settembre per le attività che svolgono la somministrazione dei mezzi di bevande, non vediamo una problematica neanche nel mese di agosto, anzi nel mese di agosto saremo in grado di portare a Carle un aumento di turismo che solitamente è un momento in cui si trasferiscono nelle località turistiche vicine proprio perché nel periodo di Ferragosto offrono dei servizi completamente diversi della città nostra, non abbiamo mai offerto. Grazie, assessore Eduardo. Ci sono altri interventi? Consigliere Anterno? Ecco, non vorrei insistere, anzi non voglio insistere, io me lo auguro, mi auguro che non sia nessuno, la nostra è un'ipotesi, no? Anzi non è nemmeno una mia ipotesi, ma un'ipotesi del settore. Mi auguro che abbia ragione lei e che tutto fili liscio, e quindi questa discussione sia solo l'occasione per approfondire dei temi e basta. Non leggo nella richiesta fatta dall'Aretino, non leggo in questa mail, ma sono certo, non metto in dubbio la sua parola, che sia stata una richiesta di contributo, ma qui non c'è, quindi io mi attengo a quello che ho letto. Nella richiesta dell'accesso agli altri avevo chiesto anche, però non ho avuto documenti, avevo chiesto anche se c'erano notizie relativamente, ecco adesso trovo la richiesta specifica, avevo richiesto anche se c'era la previsione degli spazi occupati, ma non l'ho trovata, nella richiesta delle concessioni non l'ho trovata, delle informazioni sul brand, ma non l'ho trovato. So che c'è una questione, e credo che a fine maggio si deve determinare una questione importante sul brand street food, di cui mi sarebbe piaciuto capire, ma non ho trovato documenti dell'accesso agli atti che io ho fatto. Se sono i contributi, se l'Adriatico è pagato o non è pagato, non lo dirà adesso si ricorda l'assessore, e se sul piano della sicurezza io non ho trovato documenti, nonostante io li avessi scritti. Io domando se un accesso agli atti, per cui metà delle cose che ho visto non è annullate, sia un accesso agli atti. Allora la questione che resta è, senza far polemiche, guardi, ormai ho smesso di fare polemiche da tanto tempo, non so se ve ne siete accorti, cerchiamo di essere costruttivi nella questione. Noi ci auguriamo, io mi auguro che tutto fluisce, va bene, però magari l'assessore dirà anche se c'è un giudizio merito sulla sicurezza relativamente a quello che pensano i vigili urbani piuttosto che i carabinieri, piuttosto che rispetto a questo assembramento di attività. Riteniamo che lo street food sia una bella occasione per Campoli, è una grande occasione. Speriamo che tutto fili liscio, speriamo che nessuno abbia a ridire alla fine della faccenda. Le preoccupazioni che abbiamo, ve le abbiamo poste, speriamo che tutto proceda come Dio comanda e quindi ci ricorderemo solo con piacere di questa discussione politica senza stare lì a fare tante elucubrazioni. La preoccupazione c'è e resta per adesso. Speriamo che quello che lei ha suggerito sia presto smentito dai fatti. Grazie, consigliere Anterno. Grazie. Capogruppo Ferrara. Grazie Presidente. Volevo chiedere all'assessore, lei ribadisce che non dovevamo fare valutazioni in merito ad altre date. Ha ragione, nel senso che dice che il piazzale non sarà disponibile per i lavori fino a luglio e quindi le date di fine luglio e di agosto non sono proponibili. Volevo solo sapere se queste date sono state proposte al di là della gestione del piazzale, perché se lei mi dice che i lavori del piazzale per il master e quindi il rifacimento dello stadio finisce a luglio, se il 1° di agosto e il 5 di agosto sono date proponibili. Se
se l'organizzazione street food per quella data poteva essere disponibile. La seconda cosa che le chiedo, secondo me, lei poi mi ha risposto per quanto riguarda la stessa argomentazione, la stessa interpellanza in maniera scritta, come le avevo richiesto. La questione del trasporto, della sicurezza è fondamentale, perché ci saranno una serie di persone che accederanno al nostro territorio ed è necessario garantire spazi e transitabilità e quindi mobilità. Lei mi ha risposto che ci sono già delle navette che faranno questo tipo di servizio e io credo che non siano sufficienti per la mole di persone che sono previste per quell'evento. Per ultimo le chiedo anche all'assessore Zusso, in DMO è passata questa proposta, avete discusso, tutti gli operatori, non solo Ascom, sono d'accordo che quelle date erano le uniche possibili e perché per quest'anno non pensare di non fare l'evento, se questa era l'unica data disponibile. Era necessario, prima dello Street Food Festival c'erano altre attività, altre manifestazioni che potevano essere fatte non così impattanti. Noi crediamo che queste, al di là dell'aspetto economico degli esercizi pubblici che è fondamentale, crediamo che la cosa più importante sia rilevare la sicurezza delle persone. L'ultima cosa, assessore Boato, che le chiedo è la possibilità di alloggiare per le persone che poi lavoreranno all'interno dello street food. È saltata, quindi non ci sarà o sarà fatta? Anche perché in questo caso stiamo dando opportunità a persone esterne di alloggio e quindi non far guadagnare i nostri imprenditori turistici. Grazie. Grazie, Ferraro. Allora, parto dall'ultima. Non far guadagnare i nostri operatori turistici diventa un problema, nel senso che in quelle date là non c'è disponibilità per 120-140 persone che vengono giù a prezzi ovviamente vengono per lavorare e quindi non vengono per soggiornare e quindi dei costi elevatissimi. Comunque a oggi la società che organizza, l'associazione che organizza si stava accordando con una struttura fuori dal comune di Caorle per poter ospitare i suoi operatori. Per quanto riguarda la prima domanda, che è la domanda delle date, noi ovviamente non c'è stata richiesta e non abbiamo proposto all'associazione altre date perché fortunatamente conoscevamo perfettamente quali erano i tempi di riqualificazione dell'impianto, quindi nel momento in cui abbiamo proposto loro quelle date era una proposta fatta su una base di un'idea concreta, nel senso che sapevamo che prima non avremmo potuto proporle. Per quanto riguarda il discorso dello stadio del mese, è vero che i primi di luglio potrebbero finire i lavori, che comunque vi garantisco che non sarà così. No, però c'è un altro problema, nel senso che siccome quella è considerata via di fuga e siccome per l'omologazione della pista di atletica leggera e di tutte le aree che abbiamo all'interno per 30 giorni non ci devono essere accessi all'interno e la possibilità di calpestare la zona, altrimenti si perde l'omologazione, anche se noi finissimo in data 10 di luglio come da capitolato, non saremmo stati in grado di poter concedere l'area per via di fuga da questo punto di vista. Poi la sua risposta all'assessore Zusso. Grazie, assessore Boato. Sindaco. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Solo per integrare quanto già riferito. Allora, per la questione dell'accesso agli atti, il consigliere interno per il quale non è stata la documentazione, prendo atto adesso e mi spiace se questo corso, ma siamo sempre in tempo per verificare e integrare quello che manca e se del caso riparlarne in prossimo consiglio comunale. Quindi facciamo ammenda se questo è occorso. Per quanto riguarda invece la questione se le nostre forze dell'ordine e di polizia sono pronte a affrontare l'evento, non abbiamo dubbi,
abbiamo affrontato eventi che sono 100 volte più difficili probabilmente da gestire per la componente umana presente e per le criticità in essere. Quindi siamo in un periodo in cui, oltre all'organico di tutte le forze dell'ordine di polizia, è anche integrato per gli apporti estivi con gli ausiliari. Se l'evento avrà natura di protezione civile, in qualche modo si avrà il riconoscimento di natura di protezione civile anche con ausili volontari. Non mi preoccupa assolutamente. Per tempo saranno fatte tutte quelle riunioni di colleganza tra le forze dell'ordine con l'amministrazione comunale per affrontare la questione. Fornisco io una informazione invece relativa a quello che lei ha definito la questione del marchio, no? Della questione del brand, che è stata avviata una causa di natura civile da parte dell'associazione 1 contro l'associazione 2, dove è stato citato anche il comune di Cavia. Noi abbiamo deliberato in giunta, ci siamo costituiti in giudizio affidando legale. A memoria ricordo che non si è tenuta ancora la prima udienza e comunque sono contenziosi che vogliono un paio d'anni, 2 o 3 anni andranno avanti, quindi vedremo come andrà a finire. Aggiungo anch'io su una questione relativamente ai tempi di gestione di un evento come lo Street Food a ridosso, terminata l'esecuzione dei lavori, ma a ridosso della prima settimana di agosto, perché in realtà non dobbiamo solo vedere altri lavori che devono essere ultimati, dobbiamo vedere anche che l'opera sia andata. E sicuramente oggi avremo circa una settimana di ritardo sul cronoprogramma, quindi quel ritardo che c'era legato anche alle condizioni di meteo è stato poi così tutto recuperato. È una settimana di ritardo non sporta il problema, ma va comunque chiarito che sicuramente con l'auto lo facciamo in agosto e finché l'opera non è collaudata, in aggiunta a quanto già ha detto l'assessore Boato, non è che possiamo in ogni caso rendere a diverso titolo. In ogni caso, anche aggiunto un'altra cosa, che se è pur vero che ad agosto per fare l'opera avremo sicuramente delle opere di finitura che dovranno essere poste in essere in comune, con garanzia dell'accesso e quindi il cantiere c'è ancora, quindi era troppo rischioso realizzare quelle date, questo in aggiunta a quanto già riferito. Se è passato o non è passato in DMO, allora io ho l'idea della DMO, la DMO che è un'idea che ho escluso anche nel regolamento, non è che poi sia rimasta la mia riserva mentale. La DMO è un organismo di condivisione nel quale si parlano delle cose più importanti e soprattutto delle cose, degli eventi e manifestazioni che comportano una spesa più rilevante, dovrei precisare, perché la DMO è strettamente legata all'interno del soggiorno, non è che il comune ha demandato all'organismo che non è comune, come la DMO, la gestione della programmazione e gestione degli eventi e manifestazioni. No, il DMO è nata, l'accordo pubblico-privato, solo per decidere cosa si fa per il soggiorno e da lì, conseguentemente, quando si è deciso il posto di soggiorno, parte il turismo diretto, parte il turismo indiretto, si è iniziato a lavorare. Allora qui stiamo parlando di un evento che non comporta la spesa, per cui non viene attinta il posto di soggiorno, per cui non va in DMO. E già questo è un elemento proprio di legittimità del passaggio. Il secondo però, permettetemi, se ogni volta che facciamo un evento dobbiamo andare in DMO e convocare 2000 persone, allora molto probabilmente non farebbe 300 eventi che facciamo in un anno, ne farebbe probabilmente meno di metà. E anche questa è una logica di natura estremamente eccezionale dell'operato dell'amministrazione. Ecco, questo non vuol dire che per il fatto che non è passato in DMO non ci sono stati confronti con le associazioni di categoria, abbiamo sentito l'assessore quante volte li incontrati, che in un'occasione c'era anch'io, in altre occasioni c'è anche l'assessore del turismo, quindi insomma la dialettica c'è stata, perché il signore rimane nella sua posizione, rimane nella sua posizione, perché qualcuno deve pur decidere. Non so se mancavano altre, no, credo di aver risposto all'integrazione. Grazie, signor Sindaco. Allora, quest'anno al momento noi abbiamo avuto
ricevuto sono quelli che abbiamo noi, quindi non è che non abbiamo consegnato atti, perché quando si fa una manifestazione del genere più avanti si va e più acquisiamo dati e poi verrà fatta la conferenza servizi e da lì avremo delle documentazioni che possiamo portare anche a voi, perché queste sono le documentazioni che noi abbiamo ad oggi, altre non ne abbiamo. Per quanto riguarda il suolo pubblico, tutte le manifestazioni che vengono fatte all'interno del territorio, che sia nel suolo pubblico, che sia nelle strutture pubbliche come Palazzetto dello Sport, stadio o quant'altro, se hanno un interesse che la città ritiene essere un interesse diretto, tantissime volte diamo la struttura a titolo gratuito, però lo scorso anno è stato dato l'area, ma sono state pagate tutte le utenze, l'acqua, la luce e tutto quello che hanno usufruito loro come street food. In tante altre situazioni, tipo il palazzetto, quando diamo il palazzetto per un evento di basket, di danza, di ginnastica o di qualsiasi altro sport che viene fatta, la diamo comprensiva anche dell'utilizzo dell'impianto elettrico, quindi viene accollata dall'amministrazione la spesa. Quindi in questo caso qua al momento però non abbiamo conferito nessun tipo di incarico a loro e quindi non abbiamo concesso né l'uso ma solo le date probabilmente. Grazie Assessore Guardo, ci sono altri interventi. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2018. Do la parola all'Assessore Barbara. Grazie. Visto l'articolo 227 del decreto legislativo 267/2000 che disciplina termini, contenuti e modalità per l'approvazione del rendiconto della gestione, richiamata alla deliberazione di giunta comunale n. 88 in data 18/04/2019, con la quale si è dato corso all'approvazione degli schemi di rendiconto della gestione 2018 e della relazione sulla gestione a nota operativa allegata n. 2. Dato atto che con nota del 23 aprile 2019 è stato dato comunicazione ai consiglieri del deposito della documentazione relativa al rendiconto ai sensi dell'articolo 27 del regolamento di contabilità. Vista la relazione dell'organo di revisione resa in data 23 aprile 2019 ai sensi dell'articolo 239,1 lettera B del decreto legislativo 267/2000 costituente legato alla previsione. Ritenuto pertanto di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 nelle risultanze riportate negli allegati al presente atto come di seguito specificato. Visto l'articolo 187 del decreto legislativo 267/2000 per quanto riguarda la destinazione dell'avanzo di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Vista la dichiarazione del medesimo funzionario in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 66/2018 e di Giunta Comunale n. 238/2018 avente oggetto variazione di bilancio, relativamente alle quali l'organo di revisione ha verificato alcuni aspetti problematici allegati alla presente. È stato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data del 9/5/2019 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, visti i pareri di regolarità tecnica e contabili espressi ai sensi dell'articolo 49,1 del decreto legislativo n. 267/2000 in merito alla presente proposta di deliberazione, acquisito il parere favorevole di legittimità del segretario generale ai sensi dell'articolo 49,3 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Per quanto sopra espresso si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 composto da conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale come l'allegato numero 1 parte prima al presente atto. Di dare atto che nell'allegato numero 1 parte seconda è compresa la seguente documentazione che costituisce allegato al rendiconto della gestione ai sensi dell'articolo 11,5 del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 127,5 del decreto legislativo 267/2000. Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, prospetto dimostrativo della costituzione del fondo pluriennale vincolato, prospetto dimostrativo della costituzione del fondo crediti di dubbia esiggibilità,
attività, prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, prospetto degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati, tabella relativa agli accertamenti già assunti e imputati a esercizi successivi, tabella relativa agli impegni di spesa già assunti e imputati a esercizi successivi, prospetto dei costi sostenuti e impartiti per ciascuna missione, prospetto relativo all'utilizzo dei contributi comunitari, prospetto relativo alle spese di funzioni delegate dalla Regione, prospetto relativo ai dati SIOPE, elenco dei residui attivi e passivi distinti per l'esercizio finanziario per capitolo di bilancio, l'elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio fino al completamento dei termini di prescrizione, elenco degli indirizzi internet del gruppo amministrazione pubblica, piano degli indicatori del bilancio, la tabella dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario. Di tale atto inoltre che all'integrazione di quanto al punto precedente costituiscono ulteriori allegati al rendiconto della gestione pure inclusi l'allegato numero 1 parte seconda il prospetto delle spese di rappresentanza articolo 16,26 decreto legge 138/2011, il prospetto relativo alla verifica dei reciproci debiti e crediti di tale comune e le proprie partecipate articolo 6,4 decreto legge 95/2012, la relazione circa l'utilizzo dell'imposta del soggiorno, in tale atto infine che costituiscono allegati alla presente deliberazione, relazione sulla gestione con nota integrativa allegato numero 2, relazione dell'organo di revisione allegato numero 3. Grazie, Assessore Barno. Sono interventi. Nessun intervento. Passiamo alla votazione. Bilancio. Voti favorevoli. Voti contrari. Voti astenuti. Nessuno. Quindi il bilancio viene approvato. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Votiamo l'immediata esecutività della delibera. Voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti, nessuno. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, approvazione del nuovo regolamento comunale di pulizia e di sicurezza urbana. Ho la parola al signor Sindaco. Il Comune di Caore ha approvato in data 11 novembre 1951, con deliberazione del Consiglio numero 17, il proprio regolamento di polizia urbana. Tale strumento normativo ha subito diverse modifiche e integrazioni con le delibere di Consiglio numero 75 del 16 dicembre 1951, numero 54 del 27 maggio 2013 e numero 34 del 2 maggio 2017. Nel corso degli anni sono cambiate le abitudini sociali, gli usi e le consuetudini locali, con la nascita di fenomeni che richiedono un ordinamento utile a una migliore civile convivenza. Vi è inoltre la necessità di intervenire adottando un nuovo regolamento per dare risposta alle attuali problematiche di sicurezza urbana. Tale necessità nasce anche dall'esigenza di fornire al Comune di Caore un corpus normativo al passo con i tempi con le problematiche attuali, in grado di favorire una serena e pacifica convivenza nell'abitato, anche attraverso l'essenziale collaborazione dei cittadini e nel contempo costituire un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia locale e delle altre forze di polizia. Non da ultimo appare opportuno, ai fini di una semplificazione normativa, inserire in un unico testo le norme già contenute nel regolamento per l'arte in strada e nel regolamento per la disciplina delle dimore atipiche e del sovraffollamento abitativo, in quanto è conducibile la disciplina della polizia e sicurezza urbana, oltre a recepire quanto disposto in via d'urgenza con l'ordinanza sindacale numero 8 del 3 luglio 2018. La formulazione di un nuovo regolamento è stato denominato Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, la finalità di evidenziare quanto le due matrici non possono andare disgiunte nella loro trattazione e tutela.
Il testo proposto, nella prima parte, tratta alcune disposizioni generali necessarie a chiarire le finalità e le modalità per la determinazione del quantum delle sanzioni amministrative. Richiamando quanto previsto dalla legge 689 dell'81, scende poi nel dettaglio delle singole fattispecie revisionate e adeguate ai nuovi principi giuridici che si sono progressivamente affermati nel corso degli ultimi anni. Sono stati rivisitati tutti gli argomenti tradizionali del regolamento di polizia urbana, sia per tenere conto delle nuove normative nel tempo intervenute, che per la disciplina di fattispecie concrete un tempo ignorate o considerate irrilevanti. Il regolamento in parola richiede ai cittadini la disponibilità, la collaborazione per garantire e mantenere la città sempre più vivibile e gradevole. Questo nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana dovrà essere un valido strumento per favorire una migliore civile convivenza dei cittadini e chi soggiornerà anche temporaneamente in città. Si chiede pertanto al Consiglio Comunale di approvare l'allegato regolamento comunale di polizia e sicurezza urbana composto di numero 87 articoli che fa parte integrante della presente deliberazione. Grazie, Sindaco. Ci sono interventi? Nessun intervento. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Votiamo la immediata esecutività della delibera. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per l'utilizzo della fruizione delle piste ciclopedonali nella tenuta di Cacorniani Cavour. Con la parola al signor Sindaco. Il Consiglio Comunale ha preso atto in data 22 agosto 2018, con deliberazione numero 29, dell'approvazione in sede di conferenza dei servizi decisoria in data 3 maggio 2018 della variante parziale numero 10 del piano degli interventi per la realizzazione del progetto di valorizzazione della tenuta di Cacorniani a seguito della sottoscrizione del relativo accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo numero 267 del 2007 della legge regionale numero 11 del 2004. L'elaborato D06, allegato al citato progetto, contiene una bozza di regolamento per l'utilizzo e la fruizione delle piste ciclopedonali della tenuta di Cacorniani Cavour. Si rappresenta la necessità di coerente ed efficace le disposizioni contenute nella citata bozza di regolamento provvedere alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale. Si sottopone pertanto all'approvazione del Consiglio Comunale allegato al regolamento per l'utilizzo e la fruizione delle piste ciclopedonali della tenuta di Cacorniani Cavour, composto di numero articoli. Il primo articolo regola l'introduzione e dall'inquadramento normativo secondo l'ambito di applicazione, il terzo le norme generali di comportamento, il quarto le norme generali di utilizzo, il quinto regola la circolazione dei veicoli a motore, il sesto le norme generali per l'accesso al transito in deroga, il settimo riguarda le prestazioni in deroga, l'ottavo rispetto alla vigilanza, l'articolo 9 prevede le sanzioni. Intanto premesso si chiede al Consiglio Comunale di approvare l'allegato regolamento per l'utilizzo e la fruizione delle piste ciclopedonali della tenuta di Cacorniani Cavour, composto numero 9 articoli, fa parte integrante della presente deliberazione. Grazie, signor Sindaco. Ci sono interventi? Nessun intervento? Scusate, mi sono dimenticato di dire che i lavori già eseguiti, compreso la ciclabile, saranno poi inaugurati il 26 giugno 2019 per chi ha il piacere di essere presente. Grazie dell'informazione. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Mettiamo i voti favorevoli, unanimità. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, istituzione del regolamento di gestione dei crediti edilizi e del registro dei crediti edilizi. Con la parola al signor Sindaco.
Premesso che il Comune di Cavour è dotato di approvato in competenza e servizi dell'11 novembre 2013, oggi vigente, che il vigente piano regolatore comunale ha assunto per le sole parti compatibili con il patto valore giornale degli interventi. La legge regionale 11/2004 e su modifiche e integrazioni, norme per il governo del territorio in materia di paesaggio, ha riorganizzato la disciplina urbanistica prevedendo che lo strumento urbanistico comunale sia composto dal PAR che delinea le linee guida di sviluppo del territorio comunale, tenendo conto delle valutazioni di carattere ambientale e di sostenibilità e dal piano degli interventi che rappresenta la parte operativa. La stessa legge, per una nuova opportunità di gestione del territorio, ha introdotto l'istituto del credito edilizio all'articolo 36 della legge regionale Veneto n. 11/2004, che per credito edilizio, come definito dall'articolo 36,4, si intende una capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione del territorio e di miglioramento della qualità urbana. Considerato che la Regione Veneto, con la legge regionale 14 del 2019, nell'ambito delle politiche di riqualificazione urbana e di rinaturalizzazione del territorio, ha potenziato l'uso dello strumento di crediti edilizi nell'ambito degli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio esistente, prevedendo altresì l'istituzione di credito edilizio da rinaturalizzazione. Ai sensi della suddetta legge, gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente di ampliamento di cui all'articolo 6 e nei casi di interventi di riqualificazione del tessuto edilizio di cui all'articolo 6, ovvero di interventi di miglioramento del patrimonio edilizio esistente in deroga ai parametri edilizi di superficie, volume e altezza previsti dagli strumenti urbanistici comunali, denominato nel gergo comune nuovo piano casa, gli stessi possono essere oggetto di un maggiore incremento di superficie e volume se nell'intervento viene fatto uso totale o parziale del credito edilizio da rinaturalizzazione. Valutata quindi la necessità di istituire il registro dei crediti edilizi per la gestione dei possibili interventi, come peraltro previsto dalla legge regionale del Veneto 11/2004, articolo 36, considerato che per dare corpo al registro dei crediti edilizi occorre la predisposizione di un regolamento che disciplini le modalità di gestione, i trasferimenti di diritti edificatori, di utilizzo e destinazione degli stessi, nonché i contenuti del registro comunale elettronico dei crediti edilizi brevemente RECRED, visto il testo del regolamento, dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della competente commissione consiliare in data 9 maggio 2019, il regolamento si compone dall'articolo 1 che prevede le condizioni di attribuzione e impiego del credito edilizio, dall'articolo 2 modalità operative di generazione del credito edilizio con allegata la tabella di riferimento. L'articolo 3 la determinazione del valore del credito edilizio da compensazione. L'articolo 4 la definizione del credito edilizio per compensazione urbanistica. L'articolo 5 regola le modalità di cessione dei crediti edilizi. L'articolo 6 di utilizzo dei crediti edilizi. L'articolo 7 la procedura per l'utilizzo dei crediti edilizi e l'estinzione del credito. L'articolo 8 la durata del credito edilizio. L'articolo 9 contributi e 10 registro comunale elettronico. Tanto premesso, si chiede al Consiglio Comunale di approvare il regolamento di gestione dei crediti edilizi e la creazione del registro dei crediti edilizi collegato alla presente delibera. Il credito edilizio motiverà dopo l'approvazione della variante al piano degli interventi di individuazione di manufatti incongrui ed elementi di degrado che possono generarlo. Grazie, signor Sindaco. Ci sono interventi? Nessun intervento, mettiamo i voti. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Votiamo la immediata esecutività della delibera. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno, contributi per opere di culto ai sensi della legge regionale numero 44 del 1987, esercizio 2018-2019. Do la parola al signor Sindaco. Premesso che la legge regionale 4487 prevede che i comuni riservino la quota dell'8% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria
per gli interventi relativi ad opere concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi. Con la delibera del Consiglio Comunale numero 9 del 18 marzo 2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 ed è stata stanziata al capitolo 301901 la somma di euro 15.000 per contributi comunali da erogare ai sensi della legge regionale sopracitata. Rilevato che nei termini della legge in oggetto sono pervenute le seguenti richieste così riassunte. Parrocchia San Giorgio Martire, istanza sottoscritta da Don Alberto Botteon, parroco pro tempore, pervenuta il 10 luglio 2018, protocollo numero 24.566. Con l'istanza è stato chiesto un contributo per la realizzazione della recinzione del centro parrocchiale, sito di San Giorgio di Livenza, foglio 11, manuale 278, per una spesa escluso IVA di euro 8.308,99. Le opere ad oggi sono concluse. All'epoca della presentazione dell'istanza le opere erano in corso, la spesa complessiva è risultata di euro 13.420. Parrocchia di Santo Stefano Protomartire, istanza sottoscritta da Monsignor Giuseppe Manzato, parroco pro tempore, pervenuta l'8 ottobre 2018, protocollo numero 34.325. Con l'istanza viene richiesto un contributo per la manutenzione ordinaria della copertura del Duomo di Caorle, ovvero per la ripassatura del manto di Coppi, rifacimento guaina di impermeabilizzazione e sostituzione tegole rotte o mancanti. La spesa preventivata è di euro 84.534. La parrocchia dispone di propri fondi per euro 40.000, pertanto il contributo richiesto è di euro 44.534. Riscontrato che oltre il termine previsto nella legge regionale 4487, in data 20 febbraio 2019, è pervenuta istanza di contributo da parte della parrocchia Santissimo Nome di Maria, richiedente un contributo per le opere di efficientamento energetico di un fabbricato presso il complesso monastico Piccola Famiglia della Risurrezione, a Marango, via strada Dorisi numero 12, e alla manutenzione e sistemazione del castello campanario del complesso. L'intervento prevede una spesa di euro 5.459,85, con coibentazione sottotetto a 40 cm, intervento di efficientamento energetico, euro 4.879 con coibentazione sottotetto a 40 cm per intervento di efficientamento energetico e di euro 19.536,60 per castello campanario. Considerato che ai sensi della legge regionale citata, alla richiesta di contributi sono ammessi prioritariamente interventi di ristrutturazione e ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti, per gli ultimi gli interventi di nuova costruzione, il termine della legge per presentare le domande è il 31 ottobre di ogni anno, dato atto che l'istanza della parrocchia di Santissimo Nome di Maria è giunta oltre i termini di legge e che l'intervento previsto presso il Duomo di Caorle risulta per sua natura di maggior priorità al fine di garantire e tutelare il patrimonio edilizio del fabbricato di indubbio valore storico-architettonico, sentita la Giunta Comunale nella seduta dell'11 aprile 2019, si ritiene di procedere all'assegnazione del contributo alla parrocchia Santo Stefano Protomartire per la manutenzione ordinaria della copertura del Duomo di Caorle, ovvero per la ripassatura del manto di Coppi, rifacimento guaina di impermeabilizzazione e sostituzione tegole rotte o mancanti, sito di Piazza Vescovado, Caorle, attribuendo la somma a disposizione di euro 15.000. I contributi saranno erogati secondo le modalità di cui la legge regionale 4487 nel rispetto della legge 20 febbraio 1985 numero 206, dato atto della disponibilità finanziaria di euro 15.000 al capitolo 3019001 del piano di previsione 2019-2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 9 del 18 marzo 2019 e della relativa assegnazione di spese segnata con delibera di Giunta Comunale numero 5 del 21 marzo 2019, approvazione PEG pluriennale 2019-2021, dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della competente commissione consigliare in data 9 maggio 2019, chiede al Consiglio Comunale di dare atto che per gli interventi relativi alle opere di culto finanziabili ai sensi della legge regionale 4487 è stata assegnata al capitolo di riferimento del bilancio di previsione comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 9 18 marzo 2019
la quota di euro 15.000, di assegnare per i motivi espressi il seguente contributo alla parrocchia Santo Stefano Porto Martire per euro 15.000 per l'intervento già sopra più volte richiamato e dare atto per la spesa finanziata al capitolo di riferimento del bilancio di previsione triennale ed oggetto contribuzione per realizzazione ordine culto. Grazie al Sindaco, ci sono interventi. Nessun intervento, mettiamo ai voti. Voti favorevoli? Quindi unanimità, quindi non ci sono dei voti favorevoli, contrari né astenuti. Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno. Approvazione del piano delle alienazioni anno 2019. Primo aggiornamento, ai sensi dell'articolo 58,1 del decreto legislativo numero 112 del 2008. Do la parola al Vice Sindaco Commisso. Grazie Presidente. Ai sensi dell'articolo 58,1 del decreto legge numero 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni in legge numero 133 del 2008, il Comune deve realizzare regolarmente il piano delle alienazioni e valutazione del proprio patrimonio immobiliare. Nel suscitato piano vengono individuati gli immobili di proprietà dell'ente non strumentali ai fini istituzionali ed appartenenti alle mani del patrimonio comunale suscettibili di valutazione ovvero di dismissione. Sono stati pertanto individuati gli immobili di proprietà del Comune di Caore, quelli non più funzionali alle esigenze dell'ente, per i quali è possibile procedere alla loro alienazione come da prospetto allegato. Tutto ciò premesso, attesi altresì i contenuti delle precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale in materia, specificatamente il numero 97 del 19 dicembre 2017 e il numero 16 del 13 marzo 2018 relativo all'anno 2018, che appositi e elaborati schematici predisposti allo scopo si coordinano in maniera omogenea ai precedenti al fine di dare continuità amministrativa e procedimentale per la compiuta valorizzazione del proprio immobiliare patrimonio. Il Consiglio Comunale, chiamato con provvedimenti amministrativi in materia già assunti, in specie le deliberazioni del Consiglio Comunale numero 97 del 2017 e 16 del 2018, che le disposizioni legislative di cui l'articolo 58,1 del decreto legislativo numero 112 del 25 giugno 2008, così come convertito con modificazioni di legge 133 del 2008, visto che il schema allegato a specificamente predisposto allo scopo, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della seconda commissione consiliare in data 9 maggio 2019 ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento comunale del Consiglio Comunale, visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi per gli effetti dell'articolo 147 bis del decreto legislativo numero 267 del 2000 e dell'articolo 3 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, acquisito il parere favorevole di legittimità del segretario generale ai sensi dell'articolo 49, visto il testo unico, eccetera, delibera di approvare per quanto esposto in permessi di realizzazione al Presidente delle delegazioni consiliari del merito il piano della realizzazione per la corrente annualità 2019 come desumibile ad opposto schema allegato A costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento. Di disporre che il presente provvedimento del correlato allegato venga pubblicato per un periodo di 15 giorni naturali consecutivi all'atto pretorio online. Grazie Vice Sindaco. Ci sono interventi? Nessun intervento. Mettiamo i voti. Voti favorevoli alla delibera. Voti contrari. Voti astenuti. Passiamo alla votazione della immediata esecutività della delibera. Voti favorevoli.